Effettivamente questa struttura va ad arricchire e impreziosire la città di Vittorio Veneto, tutta la città di Vittorio Veneto, al di là di ogni colore politico. Quindi grazie per aver insistito, per aver avuto veramente la forza di continuare. Dopo 13 anni dalle prime autorizzazioni alla posa della prima pietra nel 1999, oggi finalmente si potrà dare alla città una nuova struttura multifunzionale che mancava, che privilegia in particolare la voglia di sport, di un ulteriore punto di aggregazione. Il Victoria Sport ha avuto, come tutti sanno, un percorso travagliato. Il progetto del Victoria Sport, pensato dal giornalista Luigino De Nadai, a cui poi è stata dedicata proprio questa via, è stato voluto e approvato dall'amministrazione che ha preceduto il decennio dell'amministrazione del sindaco Scottà e che si è ritrovata sul malgrado caricata di un problema per diversi motivi che si sono subito presentati, per i quali ci sono voluti anni per ritrovare la quadratura. Non è possibile, anche per questioni di tempi, ripercorrere nel dettaglio la cronistoria. Di fatto la nostra amministrazione ha ottenuto un ridimensionamento drastico delle volumetrie iniziali previste e ricordo che a certe condizioni era stato concesso a suo tempo anche una volumetria più ampia rispetto al progetto originario. Come amministrazione abbiamo cercato e ottenuto di ricondurre l'obiettivo della cittadella sportiva nelle sue dimensioni ideali, compatibili con le esigenze che sono venute formandosi negli anni per la città. Il tutto secondo le indicazioni che sono arrivate dal Consiglio Comunale, nella più completa trasparenza e frutto anche di dibattiti accesi per giungere tuttavia a una conclusione accettabile per tutti. Ora, dopo questa lunga gestazione, siamo arrivati al taglio del nastro. È un motivo di orgoglio. La città dispone ora di uno spazio e servizio per i grandi eventi sportivi, culturali, di spettacolo, che ancora mancava. Non è forse evidenza pubblica tutto ciò? Senza contare un'ulteriore viabilità per il traffico di accesso a questo centro che si collega con quella del tessuto cittadino e permette soluzioni alternative rispettando i dettami della sicurezza. Una struttura che arriva al servizio della città, come la riqualificazione di Serravalle, come a servizio della città sono arrivate le strutture del nuovo Cesare Malanotti, delle sale operatorie dell'ospedale di Costa, del futuro ospite, giusto per fare i cenni di memoria per chi e i quali il contributo dell'amministrazione si è fatto sentire. Il Victoria Sport City è in grado questa volta di dare una risposta ai giovani, al mondo dello sport, fornendo una sede ed attrezzature adeguate all'avanguardia per la medicina sportiva e per il fitness, per manifestazioni per le quali finora la città non aveva questa capacità. Era nell'interesse comunale creare un luogo di ritrovo innovativo, dove poter proprio fare sport, offrire occasioni di rilassamento e divertimento, eppure nuove formule di intrattenimento. Ora qui ci saranno, e il Victoria Sport City ha tutte le possibilità di diventare uno spazio aggregativo unico, anche un punto di riferimento per il centro della città, dove ampi spazi coperti e scoperti si possono trovare soluzioni per queste esigenze. Di certo la palestra, il centro benessere, il centro medico, l'area ristorazione, l'area culturale, ricreativa e commerciale, assieme a una serie di eventi sportivi, culturali, musicali e di intrattenimento per i giovani, insieme ai vari campi per sport, permetteranno a questa struttura di mantenere un'unicità che può fare solo bene per la nostra città. E infine permettetemi di dire che con questo taglio del nastro seppelliremo oggi quintali di comunicati, ricorsi, denunce, fiumi di inchiostro negli articoli stampa. Alla fine sono state solo chiacchiere e accuse spesso andate ben oltre ogni limite di sopportazione, che hanno contribuito solo ad avvelenare gli anni attorno a questa struttura. Io dico soltanto oggi è un gran giorno per la città, per la cultura, per lo spettacolo, per i nostri giovani, perché qui potranno avere un punto di riferimento senza andare in giro per il territorio della provincia di Treviso ed oltre, così avremo anche i nostri giovani, i nostri genitori più sereni nel sapere che i propri figli sono all'interno della città di Vittorio Veneto. Io ringrazio fin d'ora
tutto ciò che è stato fatto, chiediamo scusa come amministrazione, forse potevamo risolverlo prima, ma è stata durissima. Comunque oggi sono veramente contento. Grazie.